umano dopo questo. Prego. Allora, visto che arrivo con mezz'ora di non ritardo, perché è stata una cosa interessantissima, una mezz'ora dedicata al prof Cardini. Mi fanno gesti dalla regia, ma non è vero che ho sviolinato, anzi, ero veramente interessato. Adesso mi trovo a fare una domanda puntigliosa, ma prima di tutto ricordo che io faccio sempre filo diretto e dunque i numeri devo ricordare. Per chiamare e parlare con me, insultarmi, dire la vostra, quello che volete, il numero è 0266 20 35 29 e in alternativa c'è sempre l'SMS al 346 64 277 56. Dunque, io nel pomeriggio di settimana scorsa più o meno lavoravo alla domanda del giovedì e mi è venuto in mente, ascoltando Matteo Renzi, proprio detto così, mi è venuto in mente che le persone dicono sempre siamo stufi delle tasse, ma non gli si chiede mai di quale tassa sono stufi. Dunque, quale tassa pensano sia ingiusta e quale tassa pensano sia stata aumentata a dismisura. Qualsiasi tassa a me va bene. L'importante è che vi lamentate di una tassa, del suo perché e soprattutto qual è stata quella più assurda. Secondo voi, principalmente voglio sapere questo. Qual è stata la tassa più assurda? Dunque, più assurda, io aggiungerei di sempre. Sì, cioè non solo Renzi, andate anche all'era dei Gasperi, chi può permettersela anagraficamente. Quando avete sentito, ma no, ma questa non è possibile, e poi magari è diventata di senso comune. Dunque, no? la tassa che è rimasta nella storia. Quella che proprio dite, ma no, ma questa qui, ma no. È improponibile. Quella che se vi scrivesse lo Stato e vi dicesse, senti, maledetto, dammi dei soldi, questa è una rapina, lo paghereste più volentieri piuttosto che, insomma, non lo so, pagare delle tasse assurde. Ne dico una per tutte, il canone Rai, no? Che è una tassa assurda, è la tassa più assurda. Per aiutare chi ci chiama, io direi anche, vale anche la legge Fornero. Vale anche quella, non è una tassa però. Però vale anche quella, sai perché? Te lo spiego subito, ci ho fatto un ragionamento dietro. Urca, attenzione, amici, ha fatto un ragionamento. Perché loro te la chiamano legge, ma dove tu mi togli i soldi è sempre una tassa. Mamma mia, mi inquino ai tuoi piedi, hai immediatamente ristabilito la tua, come si può dire, la tua baldanza intellettuale con questo tuo ragionamento di finissima metafisica politica. Perché l'importante non è sempre la parola che mettono davanti, ma è la sostanza di ciò che dice. Mamma mia, qui ormai proprio... oggi filosofeggiamo, cioè storia male, ma filosofia andiamo abbastanza bene. Abbiamo già due ascoltatori. Certo, dunque ascoltiamo, pronto? Sono io? Sì. Padania Libera, la tassa più assurda è sulla prima casa, uno che fa i sacrifici al mutuo e si fa pagare la tassa su una casa di proprietà. Padania Libera. Giustissimo, giustissimo. Compri la casa e poi devi pagare una tassa sul fatto che hai comprato la casa. Che tu paghi le tasse minime sul più o meno il mutuo che ti danno. Dunque ogni mese c'è un minimo di percentuale dentro che paghi in tasse. Che li paghi la tassa. E in più paghi anche le tasse già solo per andarci a vivere. Sì. Perché devi fare tutti i roggi, tutte le cose. Dove c'entra lo Stato nel fatto che io compro una casa e ci vivo infatti, dentro? Dov'è che il servizio che ho in cambio? Dove c'entra lo Stato che io chiedo, io faccio i sacrifici e tu mi tassi anche il mio sacrificio? Maledetti. Sentiamo il prossimo, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Maria Di Bra. Posso dirvi che come tassa assurda, alla quale ho sempre pensato, avendo 88 anni, mi ricordo che c'era prima della guerra la tassa sul pianoforte. Sul pianoforte? Ma roba fascista, diciamo? Sì, prima della guerra, dell'ultima guerra mondiale. E c'era la tassa sul pianoforte? C'era la tassa sul pianoforte. Lei c'era la tassa sul cane. C'era prima? Sì. Tassa sul cane e sul pianoforte. Se uno aveva un cane e un pianoforte era... E mia madre pagava la tassa. Perché aveva sia il pianoforte che il cane? Sì. Però hai capito? Stiamo dando un'idea a Renzi, secondo me. Questo filo diretto è pericolosissimo. Magari non sul pianoforte, ma sul pavimento, che ce l'hanno tutti. Sì, esatto, il pianoforte sul pavimento. Non dare idee, che quello ci ascolta. Attenzione. Grazie, signora. Ti ha sorpreso, Pinti, visto che tu sei sempre tutto? Sono sorpresissimo. Ti ha sorpreso? Sono sorpresissimo. C'è il cane? Io no, c'ho il pianoforte. Attenzione, io c'ho il gatto, non vorrei che adesso mi tassi il gatto. Meglio che non ci incontriamo per ovvie ragioni, diciamo, biologiche. Sentiamo il prossimo, pronto? Pronto?
Pronto, ciao, sono Alberto da Brescia. Ciao Alberto, se buona abbassi Padania. lievemente la radio è meglio. Sì, è che si sente male il telefonino, la risposta del telefonino, quindi ho tenuto in sottofondo la radio. Perfetto. Comunque, vabbè, allora sparare sull'IMU, ma sulla prima casa sarebbe troppo facile. Però volevo farvi questo paragone col discorso per me la tassa più assurda è il bollo auto. Nel senso, io oggi posso comprare una macchina che può valere, per i porili, non potrei, 50.000 euro e pagare anche 1.500 euro di bollo, per assurdo. Ma dopo 10 anni uno non cambia più la macchina. L'auto quanto varrà? Una macchina di 50.000 euro, se ti va bene, varrà 5.000 euro a esagerare, ma a esagerare, e ci pago sopra ancora 1.500 euro di bollo, cioè il 33% di tassa su un valore che non c'è più. Ciao, buona Padania. Il bollo. In effetti cos'è il bollo? È un bollo. No, e il bollo Cos'è, un pezzo di carta? ai tempi, anche su questo qui, oggi ti voglio sorprendere Vai, un po'. vai. Ai tempi il bollo, mi ricordo che mi era stato detto da una persona che lavora in regione, io avevo tipo 10 anni, e Ma già frequentava i corridoi del potere? no, già frequentavo il corridoio dell'assistenza della regione. A 10 anni? Andavo Cioè, con mio Cirino papà, Pomicino andavo con mio aspettato papà i giudici. a rompere le palle, se si può Vada, dire, vada. perché non ti arrivava mai giusto. Ma il bollo, quando ti fermi una patente di libretto, è bollo. Certo. Adesso invece il bollo cioè tanta gente non lo paga più perché non te lo chiedono. Dunque, se devi farmi pagare una tassa, me ne devi anche chiedere quando mi fermi. se mi fermi. Almeno, Oppure come me lo i compiti. Oppure lo devo Se esibire. mi dai come- dei compiti assurdi, almeno poi controllo. infatti, Comunque- oppure lo devo esibire. SMS Paolo da Vicenza. Ciao ragazzi, l'altra mattina Cainarca parlava di una tassa sui macchinari imbullonati a terra, e questa è un'altra, diciamo, che sicuramente entra nella top 10. Poi l'amico Stefano da Melegnano dice la tassa sull'ombra, molti non sanno nemmeno che esiste, non so se si riferisce alla tassa o all'ombra. E Marco dal Veneto invece dice che c'è una tassa, e questa non può essere anche una buona tassa, per chi espone la bandiera italiana. Lui voleva esporne 10, ma adesso che lo so le usa per pulire il bidet. Radio Padania Shock. Attenzione, Tricolore. attenzione. Sentiamo però dall'altra parte chi ci dice qualcosa di nuovo, perché guarda quante persone si stanno chiamando. Dai, Pronto? Pronto? Sono io? Sì, buongiorno. Buongiorno, telefono a Trento, sono un regista di Come vecchia si data, chiama? buongiorno. E Il suo riguardo nome? le tasse, Ernesto, Perfetto. riguardo le tasse, è giusto pagarle, ma è giusto. Il 30% le già troppe, qua siamo al 50%, le sul tasse, ma poi oltretutto a cosa servono? Ai privilegi, e quelli che hai privilegi oltretutto hanno anche una esentassa. Su certe entrate che hanno sono esentasse, ma Perfetto. è una presa in giro, la gente deve prendere i forconi. Perfetto. Diciamo che lui si è lamentato delle tasse in generale. Dunque Intanto Mario ci scrive la tassa più assurda è quella sui frigo. Perché c'è la tassa sui frigo? C'è una tassa sui frigo? Lo Non scopro sapevo. anch'io adesso, perché poi io mi fido di voi ascoltatori, e Sì, non mi stupisce. Già il fatto è che è verosimile. No, che uno dice, ma va, probabilmente c'è davvero. E va in ballottaggio con la tassa sul pianoforte e sul cane. Esatto. Dunque teniamole da conto. Però sentiamo oltre. Pronto? Salve, il suo nome? Giorgio da Torino. Perfetto. Io ribalterei il discorso, perché è molto più facile trovare quali sono le tasse giuste che non le tasse ingiuste. Dato che le tasse sono tutte ingiuste, io invito gli amici, anziché dire qual è la tassa più ingiusta, perché dato che sono tutte praticamente ingiuste, di dire quali sono le tasse giuste. Per me le uniche tasse giuste sono la tassa sul reddito e la tassa indiretta, l'IVA. Tutte le altre per me sono ingiuste. Perfetto, grazie. La tassa sui rifiuti, ne parlavamo con Roberto Colombo, che insomma lì trova ancora una parvenza di diciamo, dipende. bilanciamento tra un'imposta e un servizio. Però dipende, perché la tassa sui rifiuti tanta gente si lamenta che dice io magari vivo da solo ma vivo in un villone e pago 500 euro in base ai metri quadri. Vivi da solo in un villone. Però io ti dico, è giusto che paghi la tassa, però è giusto che la paghi in base alle persone che mangiano, non in base ai metri quadri della casa. Ma insomma, non sono punti di vista, dai. Non entriamo nel tecnicismo. Sentiamo, pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno, il suo nome? Giorgio da Lecco, ormai mi dovreste conoscere. Fino al 45 c'era la tassa sul celibato. Celibato, cioè se uno non si sposava doveva pagare una tassa. Esatto, perché si incentivava invece il fatto di fare figli. Ma come funziona? Dai 18 in poi si pagava? Sì, esattamente. Allora, se non ricordo male, era dai 21 ai
70, forse 65, ne erano esentati il clero e simpaticamente c'era gente che girava con delle stillettine del tipo meglio la tassa che le corna o meglio la tassa che le suocere. Beh, comunque sia, insomma, dai 21 ai 65, poi ai 65 ti lasciavano libero, ma era un'aliquota progressiva? A dirti la verità, questo non lo ricordo, sinceramente. Se buttate un occhio su Wikipedia sicuramente Grazie lo trovate. comunque, grazie mille. Hai capito? Abbiamo trovato secondo me per adesso la vincitrice delle... Tu dici che è più assurda la tassa del celibato che la tassa del Certo, pianoforte del perché cane. il matrimonio è una scelta. Dunque, se tu mi imponi... Anche il pianoforte è una scelta. Sì, ma il pianoforte lo devi... Cioè, se io sto insieme... Tu praticamente mi stai dicendo che io non posso stare insieme a una persona o che devo trovare per forza una persona, altrimenti pago la tassa in entrambi i casi. Tu mi stai dicendo che io non posso stare insieme a un pianoforte se no pago la tassa. Sì. Ah, bella roba. Solito fascismo, eh? Solito fascismo, matrimonio, pianoforte no? Ma cosa puoi avere un amore verso il pianoforte? Beh, perché il cane... Verso il suonare? Sei un pianoforte No, fobico. verso il cane sì. Sei un cane fobico. No, verso il cane sì. Mamma Verso mia. gli animali si può provare Sei amore. un imbullonato a terra fobico. Pure. Sei un frigofobico. Adesso vado fuori e mi inchiodo i piedi. Sei un per terra. celibatofobico. Ecco, basta. Prendiamo delle telefonate. Pronto? 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 Pronto, buongiorno, il suo nome? Ciao ragazzi, Filippo da Padova. Ciao Filippo. Per me semplicemente la tassa più assurda è l'IVA. Cioè, lo Stato dice a ogni passaggio di lavorazione di un bene io voglio la mia parte, o fosse anche una prestazione o quello che è, lui si fa presente e dice io voglio anch'io quello che mi spetta, quando alla fine non gli spetta niente. Poi, non so, è vero che esiste anche in altri paesi, in moltissimi paesi, però secondo me concettualmente è quanto di più sbagliato possa esistere. Tutto qui. Va Grazie, bene, grazie mille. grazie mille. Io a questo punto direi di leggere qualche SMS, visto che stanno arrivando. Dai, va bene. Allora, abbiamo Sandro da Cologno dice martedì a Livigno ho pagato la benzina 0,96, il gas auto 0,45, giusto questo è per interessante. avere un po' l'invidia di tutti Sì, quelli che infatti. stanno guidando. Grazie, ti stanno mandando di tutto e non sono benedizioni. Sandro da Cologno, quindi se passate da Cologno cercatelo Sandro, perché insomma vuole farvi vuole farvi invidia. E così un amico che si firma Viva Zaia, ma il suo nome è Giancarlo di Verona, dice ciao, io ho esposto la bandiera con Leone di San Marco, devo pagare una tassa? No, però rischi di andare in galera. Attenzione. Quindi stai attento, perché ad esempio in Piazza San Marco il 25 aprile, non so quest'anno, ma l'anno scorso non si poteva esporre la bandiera di San Marco. Questo qua è impunitivo o punitivo? Ma non lo so. Comunque Enrico da Imperia dice perché quando chiamo il tecnico per la manutenzione caldaia devo pagarci la tassa? È giusto, però... No, come è giusto? No, La ed è tassa alla giusto, provincia. no, ed è giusto Arriva il che tecnico. lo dicono, perché tante cose non si sanno. Secondo Bravo, la denunzia. me bisogna denunciare, bisogna denunciare, diciamo che noi siamo la voce del libera. E ne parleremo in popolo. puntata, ma Mario ci dà la possibilità di toccare già ora l'argomento. Per i gazebo dell'11 e del 12 aprile, che ci saranno in più di 1000 piazze, sono stati pagati per 1000 gazebo 16.000 euro di bollo. Ed è una cosa assurda, perché la propaganda dovrebbe essere libera. Ma infatti, perché per mettere il gazebo, non in campagna elettorale, poi ci sono una serie di norme settecentesche che non sto qua a raccontarvi, il fatto sta che se non sei in campagna elettorale devi pagare 16 euro. Però a noi ce li fanno pagare, mentre a quelli abusivi che c'erano settimana scorsa in una zona che era nostra della Lega Nord per fare il gazebo, loro hanno occupato e non ne hanno fatto niente. Hai capito? Dunque, tanto per dire un'anticipazione, però sentiamo. Sentiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno, il suo nome? Mi chiamo Anna. Ciao, dici tutto. Ecco, volevo dire che la tassa del celibato, siccome mio padre l'aveva pagata a 30 anni, se una persona non era sposata a 30 anni, pagava la tassa del celibato. Ecco, Grazie. dunque, una modifica su Ecco. quello che c'era Quindi stato detto. tagliola a Arrivederci. 30 anni. Grazie mille. Allora, poi abbiamo Adriano che ci ricorda nel 1925 diritti fissi per viaggi gratuiti delle regie ferrovie. Si pagava una tassa per pagare il treno ad altri, credo, non so, spero a persone che ne avessero bisogno e non al re o quel che è. Una delle tasse più ingiuste della storia, quando facevano pagare ad ogni passaggio il carretto di Benigni e Troisi, ci dice un Anonymous. Poi abbiamo Carlo che ricorda la tassa sulla guerra d'Abissinia legata alla benzina, Graziano che invece che cosa ci ricorda? Un attimo, anche lui sulle accise della benzina.
Perfetto, sentiamo l'ascoltatore che sta attendendo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, il suo nome? Ciao, sono Rita dalla provincia di Pavia. Ciao Rita. Io mi ricordo, allora, per quanto riguarda il bollo della macchina, pagava anche l'autoradio, perché ti chiedevano se avevi la radio o no. Ok. E in più avevano fatto una tassa sulla salute per chi stava bene. No. Quando? Sì. E adesso il periodo non me lo ricordo. no. Io ho Bisogna andare a vedere 50 queste anni, cose. però non E quindi mi la ricordo gente cosa bene faceva? il Si periodo. tirava una martellata sul piede. No, per chi cioè è assurdo, cioè, per chi stava bene pagava le tasse. No, E poi l'altra cosa che non ho mai capito, che si paga tuttora, è diciamo per chi ce li ha, però sono 13 euro l'anno per chi è casalinga. Sì. A cosa serve se tanto ti danno i soldi quando crepi? Ah, ecco, questo qui è un paradosso. Cioè, questa non l'ho mai capita. Vabbè. Ed è obbligatorio, perché sennò passi anche dei guai. 13 euro Perfetto. l'anno, insomma, comunque. Cioè, perfetto mica tanto. No, però- a casalinghe ce n'hai parecchie, fai Vabbè, fate 13 poi euro sommato a tutto il resto, comunque sono soldi. fa volume. Grazie mille. Grazie, ciao. Però vedi, caro Pinti, quante ce ne hanno tirate fuori strane. Io pensavo di fare una domanda banale, invece è una domanda Ficcante. dal doppio taglio. Come sei modesto, Astolfi. Prendi le telefonate. Sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, il suo nome? Pronto? Io sono Aldo. Ok, perfetto. Ciao Aldo. Pronto? Ciao. Ascolta, volevo confermare quella dei frigoriferi, è vera. È No, i frigoriferi. solo per i locali pubblici comunque, però è stata eliminata ai tempi di Bossi Berlusconi, che era una vergogna questa dei frigoriferi, forse non vi ricordate? No. È stata eliminata da loro, Bossi Berlusconi, io di questa me la ricordo, che c'era la tassa sui frigoriferi nei locali pubblici, scandaloso. E fu tolta. È stata eliminata da Bossi Berlusconi, ero felicissimo. In che anno di te lo farti- ricordi? Saranno 94, No, in che anno mi ricordo, comunque 96. sono una ventina d'anni fa. Ok. Grazie mille. Vedi 18, che 20 anni insomma, fa. vedi Sì. che Berlusca ogni tanto qualche risultato lo Qualche portava taglio a lo casa, fa. della rivoluzione liberale. Però bisognerebbe chiedergli cosa hai dato in cambio. Hai voluto hai tolto la tassa sui non frigoriferi. non farti domande, ascolta le risposte. No, non... Pronto? Sono cose proprio... Pronto? Pronto, buongiorno, il suo nome? Non fare Walter questa, da scusa Walter, perdonami. Pardon. Cioè, non farmi questa ingresso che sembra la dogana di Gaggiolo. No, perché io stavo leggendo una cosa, pensiero mio. Walter, scusa, rifacciamo. Pronto, buongiorno, il suo nome? Non il suo nome, non è neanche Come si chiama? il Burger King. Allora, pronto? Ciao, come ti chiami? Come si chiama? Oh, come si Senti chiama? la risposta? Ciao Walter. da Ciao Mestre. Walter! Così dai entusiasmo, fai capire a Walter che è in onda, perché magari dall'altra parte dice ma sono in onda o non sono in onda, e Sì. poi ascolti. Perfetto. Rifacciamo. Scusa Walter, rifacciamo. Abbiamo una telefonata? Pronto, buongiorno, come si chiama? Sono Walter da Mestre. Ciao Walter, dici tutto. Allora, Bravissimo. animo ragazzi, animo. Dici la tassa Ascoltami. più assurda, Walter. Marco, ascoltami, Sì. guarda, ti porto via un attimo di più. È il concetto di tassa che è sbagliata, non c'è una tassa sbagliata più dell'altra, è il concetto di tasse che è sbagliato. Cioè è una cosa talmente rivoluzionaria non pagare nessuna tassa, non avere nessuna tassa, ma tassare il denaro, talmente rivoluzionaria che ovviamente nessuno ci pensa. Invito te magari ad approfondire questo fatto, perché ci sono correnti di pensiero, ne trovi tranquillamente su internet, in cui la vita delle persone sarebbe radicalmente modificata togliendo dall'IVA all'IRPEF a tutto quello che è tassabile oggi, semplicemente tassando la massa monetaria. Un 10% sui famosi circa, si parla di 9.000 miliardi che girano in Italia, tu avresti il PIL del paese, cioè tutto il costo di quanto ci costa a livello di tasse, con la semplificazione della vita di tutti e con un costo delle materie, tu prova a pensare solo alla benzina quanto poco costerebbe. Hai capito? E quindi anche sul cibo, su tutto quello che noi compriamo, ci costerebbe perlomeno la metà e verrebbe tassata la massa monetaria. Ovviamente dovrebbero sparire i soldi e dovremmo avere i famosi soldi telematici. Però ognuno con la sua tessera avrebbe i suoi soldi, dove sono i soldi si tassano, chi ne ha di più paga sempre il 10%,
ma mollerebbe i soldi. Approfondisci su internet questa cosa e aprirai un filone veramente incredibile. Quindi sono tutte mi le piace tasse abolire il da abbassare. denaro, Bellissimo. e poi vediamo. Bellissimo, cioè, sarebbe Bella, grande Walter. la rivoluzione, grazie. Io vedrò di girarla a qualcuno che di economia ci capisce meglio di me, altrimenti io la puntata riesco a farla tra Però, 10 anni su visto un che tu sei argomento di più questo grande di tipo, me, ma lo farò. Visto che tu sei più grande di me, io ti pongo una domanda da piccino. Vai. Perché io, quando devo andare in banca a prelevare, mi esce sempre la tassa per quella banca e non per la mia? Per quella banca? Sì, perché se io per esempio ho d'intesa, Vai in un'altra banca. vado in un'altra banca a prelevare, C'hai la commissione. ho la commissione, ma va a quella banca o va alla mia? Ma guarda, non lo so. Non ti sei mai posto la domanda? No. Io che sono tirchio, sì. Io so che i soldi sono loro e me li danno se io azzecco il codice giusto e c'è una serie di congiunzioni per cui delle buone anime mi hanno versato del denaro su una serie di numeri che io gli ho dato e finché dura questa cosa va bene, nel senso, ti poni domande, io ho un ci prende e me ne rapporto vado. primitivo, ma proprio è come il fulmine nella foresta e l'uomo primitivo che guarda, e allo stesso modo io guardo un bancomat, quindi non sono la persona giusta a cui chiedere. Comunque tu preferiresti contanti? Saluti, soprattutto. Ah. Va bene, abbiamo l'ultimo ascoltatore? Ce l'abbiamo, pronto? Pronto ragazzi. Pronto, Ciao. buongiorno, come si Buongiorno chiama? a te, sono Leo da Varese. Ciao Leo. Ascolta, io rientro nel discorso che ho sentito prima quando sono uscito, poi ho perso la trasmissione, che Matteo Salvini è stato indagato e dovrebbe essere tassato per quello, o multato perché ha detto zingari. Non è stato multato, è stato bannato, cioè espulso, sospeso per un giorno da Facebook, e ne parliamo dopo il GR. Quindi grazie perché ci fai da lancio, vai. Era una canzone? No, non era una canzone. Era una canzone cantata da dai Vazzanicchi. Feliziano, roba del genere. Ripeteva due volte che colpa ne ho se il cuore da zingaro. No, lei non può, questo qua spia la trasmissione. Perché come fa a sapere che noi poi dopo facciamo tutto il lavoro con le canzoni, con le canzoni che vanno a questo punto riscritte, tipo siamo i Vatussi, siamo i Vatussi, gli altissimi, no, non si dice, gli altissimi colorati cittadini colorati, vedi che già sei razzista, seguite a guardare il colore della pelle, siamo i Vatussi, gli altissimi cittadini della Centrafrica. Ecco, no, perché così già stai dicendo che sono fuori. Invece devi dire che sono qui. Centrafrica. Poi che colpa ne ho se il cuore è itinerante e va, ad esempio, e tante altre. Bisogna stare attenti a ciò che si dice. Vedremo. Bisogna stare attenti a ciò che si dice, ma soprattutto a ciò che si fa. Io questo ve lo ricordo sempre. E comunque noi qui stiamo cazzeggiando anche perché abbiamo insomma una puntata in cui parleremo di sacro e profano e parleremo appunto anche della censura. Faremo una storia della censura ieri e oggi, sia nelle canzoni che nelle parole che noi autocensuriamo, perché ormai sono diventate, diciamo, fuori moda o maleducate secondo un certo sistema di pensiero. Però non vi preoccupate, perché tra poco c'è il giornale radio che ci darà conto anche delle ultime notizie che riguardano quanto è accaduto oggi al Tribunale di Milano, un fatto di cronaca gravissimo che ha visto la morte di alcune persone. Avremo degli aggiornamenti flash, ma poi vi posso già anticipare che Pierluigi Pellegrin dalle 19 cercherà in qualche misura anche di ricostruire per quanto si può quello che è successo. Infatti. Quindi non vi preoccupate, l'occhio alla cronaca ce l'abbiamo sempre, però insomma oggi cerchiamo di approfondire altre questioni e lo facciamo subito dopo una breve pausa pubblicitaria che sta per arrivare e dopo il GR. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito